33 bambole come il numero dei bimbi coinvolti, posizionate davanti al Tribunale di Padova la protesta delle mamme arcobaleno contro la procura che ha impugnato gli atti di nascita dei figli. Dopo le minacce, Ryanair passa all'azione. Dall'inverno cancellerà 6 rotte da Venezia e ridurrà i voli su altre 6 contro l'aumento della tassa d'imbarco. Scellerata ed eccessiva l'attacco al Comune di Venezia. Congresso regionale Lega, domani il voto a Padova dal mattino, sfida tra Alberto Stefani e Franco Manzato. Ci sarà anche Zaia, da parte mia dice nessuna ingerenza. Violenza rissa tra ragazzini finisce con un 16enne accoltellato alla schiena, shock a Carbonera, il minorenne grave, 5 denunciate dai carabinieri, una rapina all'origine dello scontro. Scossa di terremoto tra il Vittoriese e l'Alpago, epicentro a Fregona, nel paese tanti residenti scesi in strada, sembrava un'esplosione, il loro racconto. Infermieri sottopagati rispetto ai loro colleghi in tutta Europa, lo studio della CISL che lancia il grido d'allarme: aumentare il salario, se ne andranno tutti. Apre al pubblico il Museo della Natura e dell'Uomo dell'Università di Padova, sarà il più grande museo universitario scientifico d'Italia. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto riparte dalla manifestazione di questa mattina davanti al Tribunale di Padova, le mamme arcobaleno e non solo loro. Il simbolo, 33 bambole, 33 bambolotti posizionati davanti al Tribunale, 33 come i bimbi i cui atti di nascita sono stati cancellati dalla Procura di Padova. Siamo famiglia, a terra, 33 bambolotti con le buste verdi delle raccomandate recapitate dall'ufficiale giudiziario. La manifestazione delle mamme arcobaleno davanti al Tribunale di Padova è silenziosa, ma il messaggio è uno solo: siamo famiglia, e quella busta verde in pochi minuti ha cambiato le vite dei loro figli. La rabbia e la preoccupazione nelle lacrime di Elisa di Conselve. Io ne ho due in arrivo dalla mia compagna e non potrò registrarli e quindi non saranno fratelli. Ditemi se è normale questa cosa, diteglielo voi, non voi, che glielo dicano loro a mio figlio di 7 anni che si vanta, che sta per avere 2 sorelle, che non sono le sue sorelle, che glielo dicano. 2 maschietti di 7 e 4 anni e 2 gemellini in arrivo dalla compagna Sara. A mio figlio un giorno stavano giocando con gli amichetti e gli ha detto io ho 2 mamme, lo sai, ma guarda, sai come te lo faccio vedere che ho 2 mamme? Adesso loro sono là che parlano, io chiamo mamma e si girano in 2, vuoi vedere? Mamma, ci siamo girate tutte e 2 e fa: eccole là, quelle sono le mie mamme. Lui è orgoglioso della sua famiglia. E poi c'è Laura che con la moglie Irene è stata la prima a ricevere la raccomandata. I suoi figli rischiano ora di avere cognomi diversi e di non essere riconosciuti come fratelli. Tornare indietro non si può perché sarebbe un trauma per loro, è un trauma per tutte le altre famiglie. E purtroppo temo che questo possa ricadere anche su famiglie che stanno progettando di avere dei figli, che sono le persone forse che ho a cuore tanto quanto i miei figli. Non solo le famiglie arcobaleno a manifestare, con loro ci sono anche le mamme e dei compagni di scuola dei loro figli, ci sono i nonni che temono di non poter più far parte legalmente della vita dei loro nipoti. Trovo anche, a parte la crudeltà, e non capire perché un bambino che è stato desiderato, accolto, amato, educato in una famiglia possa essere con un tratto di penna cancellato. I rapporti, l'amore non può mai venire cancellato, solo che creano tanti problemi a queste famiglie, a questi bimbi. Veramente si vuol fare i bambini di serie A e di serie B. E mentre Padova manifesta, a Milano per i figli di 3 coppie di mamme, il Tribunale apre uno spiraglio di speranza, ritenendo inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile utilizzato dalla Procura per chiedere l'annullamento della trascrizione dell'atto di riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale. Abbiamo visto tante persone, non solo le mamme arcobaleno come si suol dire, c'era anche la politica stamani davanti al Tribunale di Padova. Continuerà una resistenza e una mobilitazione fuori e dentro le istituzioni fino a che non sarà data giustizia a queste bambine, a questi bambini e a queste famiglie. L'onorevole Zan, fuori dal Tribunale di Padova, insieme alle mamme arcobaleno, promette di portare le loro storie e i loro diritti in Parlamento e attacca il governo di centrodestra parlando di battaglia ideologica anche in materia di diritti. Purtroppo la destra usa questi temi come
clave ideologica e i diritti umani non dovrebbero essere di parte, né di destra né di sinistra. Purtroppo alcuni lo fanno diventare un fatto di campagna elettorale sulla pelle dei bambini e delle bambine, sulla pelle di queste famiglie, e questo lo trovo veramente inaccettabile, al limite del criminale. Senta, come commenta le dichiarazioni del ministro Roccella, che ha detto poi penseremo anche a una sanatoria per i figli, però parliamo nati con gesta GPA? Beh, intanto i figli non sono un abuso edilizio, dunque eviterei di usare la parola sanatoria. Stiamo parlando di vite, stiamo parlando di famiglie. Poi la stepchild, io ricordo che loro durante le unioni civili l'hanno profondamente contestata e adesso improvvisamente diventa la panacea di tutti i mali. Però la stepchild adoption, ovvero l'adozione in casi particolari, richiede anni e anni, sentenze, molti soldi, lungaggini burocratiche, assistenti sociali, psichiatri. Insomma, non si può aspettare che un bambino venga riconosciuto il genitore intenzionale dopo 7 anni di sentenza. Questo è inaccettabile. Per cui insomma la Roccella mente sapendo di mentire. Insieme a Zan anche la giovane parlamentare del PD trevigiana Rachele Scarpa. Mi sembra veramente non voler vedere la realtà e le conseguenze molto concrete, molto reali e molto dolorose che la persecuzione che si sta facendo su questi bambini avrebbe atto. Per me si sta creando degli orfani di Stato ed è molto grave che ci sia un pezzo di politica che non solo asseconda ma anche sostiene attivamente con una vera e propria campagna d'odio alla fine questa iniziativa della Procura di Padova. Il Partito Democratico Padovano, insieme a Coalizione Civica, Sinistra Italiana, Socialisti e Ampi, domani alle 11 manifesterà per i diritti delle mamme fuori dal comune di Padova. All'iniziativa dovrebbe partecipare tutta la giunta del sindaco Sergio Giordani. A Venezia adesso, dopo le minacce, arriva la decisione. La compagnia aerea Ryanair cancella dei voli da Venezia. Una decisione in aperta polemica contro l'aumento di 2,5 euro della tassa d'imbarco decisa dal comune. Quest'inverno Ryanair cancellerà 6 rotte da Venezia e ridurrà i voli su altre 6, eliminando un aeromobile basato all'aeroporto Marco Polo. Le scelte dell'azienda seguono un aumento di 2,50 euro della tassa d'imbarco decisa dal comune. 2,50 euro che, aggiunti all'attuale tariffa di 6,5 euro, portano la tassa d'imbarco del Marco Polo a 9 euro. La compagnia low cost ha definito l'aumento eccessivo e scellerato, aggiungendo che il Comune di Venezia dovrebbe abbassare i costi d'accesso per contribuire a stimolare quella che viene definita una fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia. Le rotte cancellate sono Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura. L'annuncio di Ryanair non scompone che Farsetti. Commentandole, premettendo che ogni azienda ha la libertà di gestirsi come meglio crede, il sindaco Luigi Brugnaro ha sottolineato come gli avvicendamenti capitino e ci siano molte altre compagnie, ad esempio asiatiche, interessate a Venezia. Il mondo è fatto così, ha concluso, come uno chiude un altro apre. I voli della compagnia a basso costo tolti da Venezia atterreranno in quelle che vengono definite città concorrenti della Spagna e del Portogallo, con costi d'accesso più bassi. La politica, siamo alla vigilia del congresso regionale della Lega. Domani lo seguiremo anche nel corso della nostra prima edizione. Dopo le tensioni e le polemiche delle settimane scorse si guarda a Padova per il futuro del Carroccio in Veneto con l'elezione del nuovo segretario. Liga e impresa, le priorità di Franco Manzato, autonomia e riorganizzazione del partito per Alberto Stefani. I due sfidanti. A intervenire ci sarà anche Luca Zaia. Non anticipo nulla, nel senso che parlerò a braccio dopo aver sentito l'intervento dei due candidati. È la sublimazione della democrazia, nel senso che i militanti, i loro delegati sono attori protagonisti della giornata del congresso. Io con ossequio e rispetto massimo non ho mai voluto fare ingerenze su nessun congresso, perché penso che sarebbe assolutamente non corretto da parte mia, per la carica che ho, fare ingerenze. Nessuna intrusione, continua a dire Luca Zaia, ma è chiaro che il suo al congresso di Padova sarà l'intervento più atteso. Dopo i due candidati che apriranno i lavori, toccherà infatti al governatore prendere la parola, e questo al termine di settimane, anzi mesi, di fibrillazioni in casa Lega, culminate con l'addio amaro alla corsa di Bulldog Roberto Marcato, peso massimo del Carroccio, al quale buona parte dei leghisti trevigiani ha preferito Franco Manzato. Sarà lui a sfidare il commissario
segretario uscente Alberto Stefani, che lancia un tour per l'autonomia e pensa all'organizzazione del partito. Liga e impresa, le parole d'ordine per Manzato. Un appello molto semplice: torniamo a una Liga moderna che guarda al futuro ma che sappia rappresentare le esigenze del territorio del Veneto e portare le istanze dei veneti, delle imprese, delle famiglie a Roma e non il contrario. La Liga Veneta è talmente forte e talmente radicata che può costruire un rapporto importante col tessuto sociale del Veneto e noi puntiamo su questo. Quindi riprendersi il Veneto sostanzialmente. Tornare ad essere i protagonisti, tornare ad essere quelli che in qualche modo hanno interpretato benissimo la società veneta negli ultimi anni. Innanzitutto quello di una Lega che guarda avanti, di una Lega coraggiosa, di una Lega capace di affrontare le sfide dei prossimi 20, dei prossimi 30 anni, soprattutto che si riparta uniti da lunedì per vincere i 350 comuni al voto e le elezioni europee. La priorità è quella di essere in mezzo ai cittadini. Ho illustrato la possibilità di fare un tour sull'autonomia spiegando lo stato di aggiornamento del disegno di legge sull'autonomia in tutte le circoscrizioni, investire nella formazione, investire nei corsi di formazione politici. Inevitabile fin da ora guardare alle regionali 2025 e alla presidenza. Spetterà alla Lega e io spero che si possa tornare a votare Luca Zaia per un terzo mandato. Che la Lega sia il primo partito e confermi ancora la sua presenza come guida della Regione Veneto. Con Zaia, senza Zaia? Quello che deciderà lui. Quindi se Zaia decide di rimanere e se è possibile farlo... Magari sarebbe un bel risultato. Ha fatto bene negli ultimi anni, può far bene anche il prossimo. Cosa si augura? Ma che andiamo avanti, è ovvio, si va avanti, si farà il congresso e si va avanti ancora, insomma Lega ne ha fatti tanti di congressi e ne farà tanti altri. La cronaca adesso con lo shock a Carbonera, siamo dalla Marca trevigiana, una lite tra ragazzini che finisce con un sedicenne accoltellato alla schiena in gravi condizioni, 5 giovanissimi denunciati dai carabinieri, è nato tutto probabilmente da una rapina, le parole anche del testimone, primo soccorritore del ferito. Mi chiede aiutami, mi hanno bucato, mi hanno ferito, ho tanto male, aiutami, e quindi dopo si è accasciato qui, l'abbiamo messo in posizione e poi il suo amico, un altro suo amico è venuto con lui ad aiutarlo, mentre il terzo è andato via, è scappato. Minacce, calci, pugni e poi spunta il coltello. Una rissa violenta fra due gruppi di giovanissimi fra i 14 e i 18 anni. Urla che sono state sentite dai residenti ed è proprio questo cittadino, Paolo Dotto, che è intervenuto per dividere le due fazioni. Mi sono affacciato un attimino, poi però mi sono preoccupato perché ho sentito dire c'ha la pistola, poi un altro ha detto c'ha il coltello e poi quello che mi ha fatto poi intervenire è che praticamente ho sentito mi ha tagliato, mi ha bucato, sto perdendo sangue. A quel punto ho avuto un po' di coraggio e mi sono buttato, loro non smettevano perché erano in gruppo e ho cercato di urlare più che potevo. Sul posto sono arrivate immediatamente 5 pattuglie dei carabinieri e 2 ambulanze. Sono stati portati via 2 ragazzini, il sedicenne è ferito alla schiena che è stato ricoverato in prognosi riservata, il colpo gli ha bucato il polmone ed un altro sedicenne sotto shock. Un amico del ferito è fuggito, era travisato, faceva paura, ci racconta Dotto. È l'unico che mi ha messo un po' di ansia perché aveva questa bandana che gli copriva naso e bocca e quindi mi è venuto un po' incontro, per cui lì ho avuto un attimo di paura, ma fortunatamente poi è scappato e ho pensato a curare la persona appunto che era ferita. I 2 componenti dell'altra banda sono scappati dalla parte opposta verso questa canaletta dove hanno gettato via il coltello a serramanico, ma proprio in questa zona sono stati bloccati dai carabinieri che hanno anche trovato l'arma. Non solo, i militari dell'Arma hanno recuperato vicino al ferito uno zaino dove all'interno c'era una pistola soft air. Tutti e 5, a vario titolo, sono denunciati a piede libero per rissa aggravata, lesioni gravi e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Ora le indagini per ricostruire quanto accaduto. Forse il movente è quello della rapina, ma gli investigatori non escludono altre dinamiche. Fra le ipotesi anche che questo incontro fra i 2 gruppi fosse stato programmato. La posizione di ognuno di loro è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Siamo sconcertati, continua Dotto.
Da genitore, una figlia che ha l'età di questi ragazzi, ho sempre più paura a permettere anche a mia figlia di uscire e purtroppo non capisco dove stiamo andando, perché una volta, scusate se l'età, ma una volta ci divertivamo con un pallone, con certi giochi molto semplici. Qua sembra che si divertono con armi. E adesso parliamo invece della paura che si è vissuta soprattutto a Fregona questa mattina. Poco dopo le 7, una scossa di terremoto magnitudo 2.8 della scala Richter che è stata sentita in tutta l'area tra il Vittoriese e l'Alpago, ma l'epicentro è appunto a Fregona e qui ci sono stati momenti di apprensione. Prima un boato e poi il pavimento che sussultava, poi sentendo anche i vicini di casa tutti fuori, perché al momento siamo usciti tutti, e dicevano appunto sta scossa di terremoto. Assolutamente distintamente è stata proprio un boato, una deflagrazione vera e propria, cosa che non avevo provato neanche nel 76 per dire, perché appunto c'era il terremoto che ha colpito il Friuli, non aveva questa tipologia di deflagrazione e stamattina è stata veramente un colpo a ciel sereno, una botta unica, non ho mai sentito un terremoto così. Pensavo che fosse scoppiato il microonde, magari, ma sono andato fuori, è successo una bombola del gas, qualcosa, come una bomba. Non ci sono stati danni a persone o cose, ma difficilmente gli abitanti di Fregona dimenticheranno il frastuono che ha preceduto la scossa di terremoto registrata alle 7:21 del mattino. I sismografi hanno fissato l'epicentro tra il comune dell'Alto Trevigiano e l'Alpago a 12 km di profondità, 2,9 gradi sulla scala Richter, tante le persone in strada. Ma a un certo punto mi sono svegliato, ho trovato le pareti che si muovevano, insomma, della mia casa. Una cosa che ho già subito nel 76. Eravamo già aperti, abbiamo sentito un gran boato e le bottiglie che si muovevano. Boato, sì, ma proprio nel basso, quindi sembrava sottoterra, insomma. Ero qua, sinceramente ho pensato che mi fosse scoppiato qualcosa sotto, come un fusto o qualcosa del genere, invece dopo abbiamo capito che era il terremoto. Il sindaco Patrizio Chiesa ricorda come Fregona, così come tutta la fascia dell'Alpago e Vittoriese, sia tra le più sismiche del Veneto e d'Italia. Spero in un fenomeno isolato, dice, ricordando tutti i lavori di adeguamento portati avanti negli ultimi anni nei plessi scolastici del comune. Il centro decentrato della Protezione Civile del Veneto ha certificato come la scossa sia stata avvertita in tutta l'area, da Sarmede fino a Ponte nelle Alpi. È stato veramente un colpo forte, che sembrava come un camion che ti fosse venuto addosso alla parete. Sembrava una cosa così. Pochi istanti di pubblicità, poi parleremo di sanità. Rieccoci in diretta e dunque parliamo di infermieri e operatori sociosanitari sottopagati rispetto ai loro colleghi in tutta Europa. C'è il grido d'allarme della CISL. Abbiamo fatto un'analisi, ci siamo resi conto che un OS prende in media 1.100 euro al mese se è un tempo pieno nel privato che possono essere cooperative, case di riposo, mentre se andiamo nel pubblico già lo stipendio sale un pochino, ma parliamo di 1.250. Mentre se parliamo di un infermiere partiamo dai 1.250 nel privato per arrivare circa ai 1.600 euro nel pubblico. Alla luce di questi numeri la CISL lancia l'allarme. Se non si adegueranno gli stipendi di infermieri e OS, il rischio è che sempre più dipendenti lascino il pubblico per il privato in una situazione in cui c'è già carenza, senza contare i pensionamenti. Nei primi mesi del 2021, quando il fenomeno delle uscite per andare a fare la libera professione si è accentuato molto, solo dalla rianimazione di Mestre se ne sono andati via 5 infermieri di quelli anziani non tanto di età, ma anziani nel senso persone con un grosso carico di esperienza professionale, quindi colonne portanti in qualche maniera. Chiaro che questo fenomeno mette in crisi le unità operative. Confrontate con il reddito medio di altri paesi europei, le differenze sono notevoli. Un infermiere italiano del pubblico si attesta sui 28.000 euro lordi annui, mentre in Lussemburgo, ad esempio, si parla di una media di 82.000, in Germania di 54.154, mentre in Francia di 39.787 euro.
Una volta avevamo gli infermieri rumeni che venivano a lavorare qui da noi perché prendevano più soldi, adesso hanno cambiato rotta e vanno in Germania. E se non viene fatto un investimento, fra un po' il problema diventerà di tutti, perché negli ospedali e nelle RSA non ci sarà più nessuno che potrà assistere i nostri anziani, piuttosto noi quando staremo male. Torniamo a Padova, la natura e l'uomo. Inaugurato a Padova un museo che racconta la storia della terra. A Palazzo Cavalli la più grande collezione universitaria d'Europa. Il cranio risale al XIII secolo. Petrarca visse nel XIV secolo. La ricostruzione del cranio del Petrarca, l'evoluzione dell'uomo, la natura, i minerali, i cambiamenti geologici. Per gli appassionati della scienza e della storia della Terra, il nuovo Museo della Natura e dell'Uomo dell'Università di Padova, inaugurato a Palazzo Cavalli, è un paradiso di sorprese e pezzi di grande prestigio. Nelle sale, molte di queste interattive, si possono trovare scheletri di animali preistorici, come la ricostruzione dello scheletro della tigre con i denti a sciabola o di orsi delle caverne, ma anche armature di samurai, insetti e farfalle e un plastico per capire l'evoluzione dei ghiacciai. 4 collezioni riunite in un'unica sede museale, la più grande d'Europa per quanto riguarda le università. All'interno del Museo della Natura e dell'Uomo possiamo scoprire tantissimo della terra, tantissimo del nostro mondo animale e tantissimo anche di noi uomini e donne. È una storia fantastica e ci abbiamo messo tanto a pensarlo in questo modo. È certamente originale perché abbiamo unito collezioni diciamo di mineralogia, geologia, paleontologia, antropologia, zoologia, che non è facile perché bisogna studiarla davvero bene e noi crediamo che il percorso che abbiamo fatto sia davvero adeguato alla scienza moderna. Padova è famosa perché a Padova è nata la scienza. A Padova è nata la scienza moderna. Pezzi tutti appartenenti all'Università di Padova e alle sue collezioni naturalistiche che sono state costruite per secoli dagli studiosi. Il museo nasce dopo 10 anni di progettazione e 2 anni e mezzo di lavori effettivi per la completa ristrutturazione dell'edificio del Cinquecento di Palazzo Cavalli, proprio davanti alla sede della Cappella degli Scrovegni. 38 sale, oltre 4.000 pezzi esposti per raccontare la storia del nostro pianeta e imparare ad amarlo e rispettarlo. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla pubblicità, al meteo e poi il telegiornale di Venezia. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica di nuovo ben salda, sarà un weekend di bel tempo con caldo moderato. Vediamo il dettaglio di sabato 24 giugno. Sul Veneto tanto sole, non sono attese precipitazioni. Il cielo, come vediamo, si presenterà sereno o al massimo velato. Qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi, ma innocuo. Temperature in lieve calo, ma clima afoso, minime tra 16 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, su pianura e costa prevalenza di cielo limpido, sui monti poco nuvoloso. Soffierà bora moderata sulla costa. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime comprese tra i 29 e i 31 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in gran parte sereno e stabile, con qualche cumulo sui rilievi nelle ore più calde. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 32 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.